vogliamo davvero presentare altri amici che ci hanno raggiunto per manifestarsi attraverso una danza, un'associazione che nasce nel 1974, che ha saputo legare tradizione e solidarietà. Pensate che per diversi anni il gruppo folk Sanassa di Elmas ha intrapreso un gemellaggio con un'associazione culturale tedesca e raccoglieva fondi in Germania per la ricerca sulla talassemia, un male di cui questa zona dell'isola soffre particolarmente. Io farei anche per questo nei loro confronti un grande applauso agli amici di Elmas, un'associazione davvero che ha saputo mettere insieme tradizione e solidarietà, che ha saputo produrre cultura e che stasera balla per noi, accompagnata da un amico che diffonde note da sempre, Lamberto Lai, gruppo folk Sanassa di Elmas.
La laguna dello stagno di Santa Gilla, che riflette anche la storia di questa antica villa del Mas. Un applauso agli amici del gruppo folk Sanassa di Elmas. Lui è un mio amico carissimo. Allora,